Rieccoci con la seconda parte dell'appuntamento del martedì sera con il Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Vice sindaco, come avevamo preannunciato prima dello stop per la pubblicità, parliamo adesso di un cantiere importante che sta per partire in una zona importante della città. Stiamo parlando dell'Arcella, perché proprio in queste ore avete consegnato l'area di Piazzale Azzurri d'Italia all'impresa incaricata di fare i lavori di riqualificazione. Ce li racconti un po'? Sì, è la stessa impresa tra l'altro che quella che ha vinto la gara e che ha realizzato la riqualificazione dell'area verde di fronte, l'ex area Valli, oggi Giardino Ongaro. Mi piace ricordarlo perché fa parte del compendio, diciamo, di Piazza Azzurri. Quell'area verde, ve lo ricordate, abbandonata con la recinzione, gli erboni alti, era di un privato, il comune l'ha comprata e oggi ne ha fatto un giardino. Di fronte ora parte il cantiere per riqualificare Piazza Azzurri d'Italia. Piazza Azzurri d'Italia è il cuore del quartiere Arcella, proprio nel centro del quartiere. Guardate Google Maps, prendete l'Arcella, proprio in mezzo c'è Piazza Azzurri ed è lungo l'asse del Reni Aspetti, quindi diremo la spina dorsale del quartiere, dove c'è anche il tram, insomma, quindi è il centro. È una piazza che aspira ad essere e può essere una piazza cittadina, non una piazza di quartiere. Noi dobbiamo immaginare la città che ho in mente, che abbiamo in mente, insomma, la città che realizza nei suoi quartieri, nelle periferie, centralità di interesse per tutta Padova. I quartieri non possono essere quei luoghi dove la gente la sera torna a casa, va a dormire e la mattina riparte per fare le solite cose, quindi, come dire, trasformarli in dormitori. Sono consapevole che il percorso in questa direzione è molto lungo, ma esempi come l'Arcella, ma penso anche alla Stanga e altre situazioni, ci aiutano a trovare un modello di città che si sviluppa con delle centralità che possono essere centralità attrattive per tutti. Come vado, prima si diceva, in Piazza dei Signori a fare l'aperitivo, a vedere i monumenti, vado all'Arcella vado alla Stanga per... Allora, trovare un'identità. Qui all'Arcella cosa faremo? Esatto, cioè le chiedo, vice sindaco, per i cittadini, per gli arcellani, per i padovani che sono abituati a vedere la Piazza Azzurri d'Italia come la vedono da anni, insomma, cosa cambierà? Sarà grosso modo il grande spazio che vedono, che hanno sempre utilizzato attualmente, sarà la piazza sempre del mercato. Momentaneamente si sposta per consentire i lavori, ma si sposta lì vicino e sarà una piazza più accogliente, una piazza più verde. E quindi noi aumenteremo le aiuole, metteremo più alberi, convertiremo molta superficie pavimentata in asfalto utilizzata a parcheggio con parcheggi però con superfici drenanti e quindi superfici che non impermeabilizzano il suolo e quindi gli spazi che ci sono adesso li vivremo con maggior verde, con qualche anche arredo in più per poter sostare in modo più gradevole, ma con più prato e con più alberi di prima e superfici drenanti. Tempi per questi lavori? Sono lavori che dureranno circa 5 mesi, non chiuderemo la piazza completamente mai, ma sarà chiusa a comparti, quindi riusciremo sempre ad utilizzarne una porzione anche per gli scopi del parcheggio. Sarà la piazza anche che ospiterà il futuro centro culturale della città che si farà proprio in Piazza Azzurri. Ecco perché prima... Dove c'è l'edificio, spieghiamolo, dell'ex CONI, giusto, vice sindaco? E lì c'era una situazione speculare a quella di fronte. Di fronte c'era il campo abbandonato di proprietà privata, lì abbiamo un edificio abbandonato che era di proprietà privata, abbiamo acquistato anche quello, lì realizzeremo un centro culturale, il più moderno centro culturale della città e qui i lavori inizieranno entro primavera. Siamo un po' più indietro rispetto, come dire, come tabella di marcia. Cronoprogramma? Sì, cioè rispettato, è semplicemente un po', certo, indietro come programmazione e quindi partiremo inizialmente con la demolizione dell'edificio e poi con la costruzione del nuovo palazzo.
Visto che stiamo parlando di Arcella, vice sindaco, le chiedo anche, e visto che se ne è parlato molto nelle ultime settimane, c'è anche tutto il progetto legato alla riqualificazione dell'ex Configliachi, che tra l'altro adesso sembra aver trovato, diciamo, una definizione non solo per la parte antistante, quella acquistata da voi, insomma, che già ha un progetto ben definito, ma insomma sembra che anche la parte retrostante, diciamo, quella che poi è stata acquistata di fatto dalla provincia, sembra ci possa essere nuova vita anche per quella parte lì. Ovviamente, certo, non vi riguarda come proprietà, però immagino che sia una buona notizia anche per voi il fatto che anche la parte retrostante abbia un futuro. Adesso c'è da capire cosa, se molto probabilmente una scuola, bisogna capire quali gli studenti che ci entreranno, però insomma il senso è questo. Certo, mi preoccupava molto quella zona, era un impegno che ci eravamo anche presi con i cittadini, quello di affrontare il degrado e l'abbandono nell'edificio del Configliachi. Anche questo non era un edificio del Comune di Padova e anche qui siamo intervenuti, come dire, con grande determinazione, non dicendo ma il privato deve... l'abbiamo fatto noi direttamente. Il Comune è ben avanti sulla sua parte perché noi abbiamo già incamerato i soldi per la ristrutturazione, abbiamo già acquistato la parte antistante e nei prossimi mesi partono i lavori di riqualificazione anche di quell'area lì. Quello sarà un centro civico. E vorrei anche... Centro civico cosa significa? Spazi per i cittadini sostanzialmente? Sì, associazioni, servizi di quartiere, attività, ci sarà anche una scuola di cucina. Questo perché abbiamo avuto accesso ad un finanziamento nazionale che oggi è agganciato al PNRR, che nel bando diceva ti do più punteggio, hai più possibilità di vincere se tu associ il progetto anche alla presenza di un privato che investe con te nel pubblico. E quindi noi abbiamo incrociato insomma questa opportunità. Che si combina diciamo con quegli edifici e quindi noi, dicevo, nei prossimi mesi inizieremo i lavori anche su quell'area e quindi finalmente insomma daremo un'immagine nuova anche a quello spazio. No, la riflessione che volevo fare è quanti ex anche nelle definizioni stanno prendendo una nuova immagine, stanno diventando i nuovi luoghi della città. Ex Area Valli, l'ex CONI, stiamo parlando, l'ex Istituto Configliachi, tutti ex. Che cosa significa? Noi li chiamavamo ex, avevamo queste abitudini, ma era, come dire, ormai l'accettazione del fatto che c'erano dei posti che una volta avevano delle funzioni che non hanno più ed erano dei buchi della città. Noi a questi ex stiamo dando una nuova vita, una nuova funzione che tra l'altro sarà una funzione centrale delle nuove attività di quel quartiere, il centro culturale, il centro civico, l'area verde dell'ex Valli che oggi è Giardino Ongaro. Quindi insomma... Sì, linea precisa ci pare di capire. Ecco, questo dicevo che queste operazioni che si fanno all'Arcella piuttosto che alla Stanga con l'ex Anelli che diventa questura devono diventare un po' come si è imparato con il tram, no? Devono diventare dei modelli che noi utilizziamo poi di volta in volta nei quartieri, quando abbiamo i finanziamenti, insomma, nei quartieri per questo modello di città che fa sì che i quartieri non sono dormitori, periferie, ma sono luoghi vivi dove ci sono funzioni cittadine importanti. Tra l'altro poi avremo occasione magari, vice sindaco, nelle prossime puntate quando tornerà a trovarci anche di parlare proprio della questura, perché anche quello è un progetto su cui periodicamente è giusto tornarci, insomma è il caso di tornarci. Obiettivo di tutto questo, mi corregga se sbaglio, comunque ridare vita alla città, andare anche via via ad eliminare, per così dire, delle sacche di degrado. Però volevo fare con lei questa riflessione, vice sindaco. Oltre al degrado c'è anche tutto un problema legato ad un disagio, il disagio soprattutto dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, e Padova purtroppo negli ultimi mesi ha visto due episodi non proprio piacevoli, soprattutto nell'ambito di baby gang e quant'altro. Noi giornalisticamente li abbiamo accomunati, li chiamiamo casi di baby bulle.
Mentre parliamo le faccio anche vedere un video che avrà sicuramente visto anche lei, che risale alla scorsa settimana, insomma avvenuto in città, di alcune ragazze che se la prendono con una coetanea. Ovviamente noi lo diciamo sempre, non è solo un fatto della città di Padova, non succede solo a Padova, queste cose succedono sempre di più purtroppo in tutte le nostre città, però le chiedo, Vice Sindaco, cosa anche le amministrazioni, cosa anche le istituzioni possono fare per evitare queste scene come quelle che vi stiamo mostrando adesso, perché poi sarebbe facile dire no, ma è sempre successo, ci sono sempre stati i bulli e quant'altro, però insomma, per carità, forse adesso le vediamo di più perché ci sono i social, perché girano sui social, però non credo sia piacevole, Vice Sindaco, vederle. No, assolutamente, sono immagini che fanno male. Ho una figlia piccola e insomma, colpisce anche da genitore, oltre che da amministratore, vedere queste cose. Noi ovviamente abbiamo oscurato tutto perché non vogliamo assolutamente far risalire a chi, perché poi sono 3 ragazze ma potrebbe essere chiunque, sia chiaro. Sì, sono 3 ragazze che insomma, potrebbero essere le nostre figlie, insomma sono ragazze che comunemente qui non c'è, come dire, la bacchetta magica purtroppo, e su questo gli strumenti sono pochi, noi dobbiamo fare leva sulle famiglie, abbiamo come sociale e come servizi sociali dei servizi che nei quartieri, diciamo, soprattutto nelle zone più popolari dove ci sono più difficoltà, incrociano anche le compagnie di giovani, si cerca insomma un po' di leggere sui ragazzi, individuare le situazioni di difficoltà e intervenire su queste situazioni. E poi però i nostri ragazzi sono tantissimi e le attività che fanno, seguirli tutti insomma è molto, molto difficile per le amministrazioni, per le famiglie, certo, per le famiglie stesse. Quindi dobbiamo fare in modo che questi strumenti siano sempre più efficaci. Sulle politiche per la famiglia investiamo molto, poi puntualmente tornano a girare immagini come queste e torniamo insomma ad interrogarci. Io credo che sia una generazione da frequentare. Molto spesso, io questa settimana, venerdì, sarò in una scuola, la Ruzzante, e l'ho già fatto con altre scuole. Quando ho delle trasformazioni in quartiere, riqualificazioni di aree che in qualche modo possono anche essere frequentabili, fruibili dai ragazzi, vado nelle scuole e parlo con loro. Non mi interessa tanto mostrargli il progetto e fargli vedere cosa sta facendo l'amministrazione per loro. Un po' li aggancio per cercare di personalizzare il lavoro ai loro desideri, quindi cerco di avere anche un margine di scelta da far compiere a loro, in modo tale che loro sentano anche come dire, che un progetto, una trasformazione è anche frutto della loro attività, del loro impegno. Ma a me soprattutto interessa in quelle occasioni, quando parlo con tanti ragazzi, sono ragazzi delle scuole medie, e interessa capire cosa fanno dopo scuola, quali luoghi frequentano, e capire quindi come possiamo organizzare organizzare la città anche a misura loro, perché quando faccio le assemblee, gli incontri, le mail che ricevo puntualmente ogni giorno in ufficio, le persone che incontro che vengono a segnalarmi delle cose, sono sempre tendenzialmente persone anche più grandi di me. Non incrociamo mai i più giovani. Dobbiamo sforzarci, quindi oltre che a reagire quando vediamo video di questo tipo, a frequentarli quotidianamente, andando a cercare
i posti dove sono Certo. le scuole. Il pretesto che uso è una trasformazione. Facciamo un'area ludica, che ne dite? Come la vogliamo fare? E questo deve essere l'aggancio per, ma dopo la scuola con i vostri amici dove andate? Qual è il parco che frequentate? L'attività sportiva? Insomma, Ne avvicinarsi fate? ai giovani, capire i luoghi da loro frequentati, i loro modi di vivere, di passare il tempo, la quotidianità. Vice Sindaco, grazie, siamo giunti al termine di questa puntata del Sindaco Risponde. Grazie ovviamente anche a tutti i nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici per averci seguito. Vi ricordo che, come abbiamo cominciato a fare già da alcune settimane, il Sindaco Risponde raddoppia, quindi torniamo anche domenica all'ora di pranzo alle 13 dopo il telegiornale, e vi annuncio che sarà con noi domenica proprio di nuovo il Vice Sindaco di Padova Andrea Micalizzi. Allora grazie veramente Vice Sindaco, la rispettiamo domenica perché abbiamo veramente molte altre tematiche da affrontare insieme. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. La linea adesso ovviamente ai programmi di TV7 Triveneta. Alle 20 torna l'informazione di TV7 TG. A tutti voi l'augurio di una buona serata, arrivederci.